Questa è la terza attività di indagine grossa che viene fatta nel Veneto nell'ultimo periodo, che coinvolge ormai 3 province, quindi non possiamo più solo parlare di mere infiltrazioni, anche perché queste attività di indagine, che sono durate un po' di tempo, hanno dimostrato una stabilità organizzativa e di struttura che fa pensare ad una presenza costante. Una presenza costante dunque in Veneto da un lato, ma controllabile dall'altro, sostiene il procuratore, grazie al solido tessuto sociale. Non dobbiamo pensare a una struttura uniforme e unitaria, ma dobbiamo invece pensare a della criminalità organizzata che usa dei sistemi di carattere che sono quelli previsti poi dalla legge nei vari territori e quindi con le particolarità del territorio. Questa operazione arriva a poca distanza da quella con Guardia di Finanza e Polizia, che ha visto l'arresto dell'ormai ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre. La Guardia di Finanza sta lavorando in maniera molto intensa per cercare di tutelare il territorio economico della regione Veneto, che è un territorio assolutamente florido, pieno di iniziative, di imprese del tutto oneste e coerenti, insomma, che pagano le tasse, che devono essere protette da tutte le forme di criminalità, non solo quella organizzata come quella dell'operazione di oggi, ma in genere da tutti coloro che utilizzano magari i capitali di illecita provenienza per poter fare una forma di concorrenza sleale sul territorio.